Oggi Fiera di San Biagio, siamo nella giornata clou, no? Oggi è domenica, il taglio della maxi torta di 3 metri di diametro, la distribuzione gratuita e quindi di nuovo questo San Biagio che quest'anno è partito sotto la pioggia, sta andando avanti sotto la pioggia, ma noi andiamo avanti lo stesso, la gente arriva e mi fa molto piacere. Sappiate che oggi poi è una giornata piena di eventi, per cui anche se la pioggia ci dà un po' di fastidio, non preoccupiamoci, ci sono tante cose da vedere, tanti dolci della tradizione, quindi non solo la nostra torta di San Biagio che potrete degustare anche oggi pomeriggio, anche in tutta la giornata di oggi, ma tanti altri prodotti perché anche le pro loco dei comuni qua intorno espongono le loro deco. La torta di San Biagio viene preparata con una base di frolla, si riveste la tortiera e poi all'interno si fa un ripieno con circa 1 chilo di mandorle, zucchero, uova e del rum. Si impasta tutto, viene fatto riposare un paio d'ore e poi dopo si inserisce nella tortiera e si fanno le strisce sopra a griglia e poi viene messa in forno per circa 3/4 d'ora a 180 gradi. Per quanto riguarda la torta abbiamo preparato la maxi torta, è circa 3 quintali e 3,20 di diametro e anche lì sono stati usati 1,5 quintali di mandorle e tantissime uova e poi viene offerta alla gente qui in piazza nel paese. È circa 15 anni che la prepariamo la torta e la serviamo qui in piazza e la gente la apprezza molto e viene apposta per mangiare questo dolce insomma, da tutte le zone qui nei dintorni. Vi ricordo anche, e già stamattina tanti le stanno visitando, che abbiamo questa apertura straordinaria delle antiche grotte, caverne scavate nel terreno che erano un rifugio del periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi anche queste sono visitabili nonostante la pioggia e davvero vi invito tutti a venire. Questo è un rifugio antiaereo costruito alla fine del 43 e all'inizio del 44 per la difesa della popolazione di Cavriana, in quanto Cavriana non era un vero e proprio obiettivo per gli alleati, un obiettivo sensibile, in quanto non c'erano né ferrovie né ponti. Però c'era un reparto di SS stanziato a Cavriana e anche di Brigate Nere e quindi per la difesa si temeva un attacco degli alleati, quindi per difesa della popolazione hanno costruito questo bunker. E hanno costruito il bunker iniziando 2 squadre, una da una parte, da un ingresso, uno dall'altro ingresso, si sono incontrati a metà strada, sbagliandosi malgrado tutte le varie curve, di 20 cm solo, quindi sono stati molto, molto bravi. E il materiale di riporto di questo scavo l'hanno poi messo davanti al piazzale della chiesa di Cavriana, alzando il piazzale della chiesa di 2 metri, quindi adesso è più alto di 2 metri a seguito del materiale di riporto. La lunghezza è circa 100 metri lineari, con delle aperture laterali per la difesa, per aumentare la capienza della popolazione, e sopra di noi abbiamo circa 20 metri di terra, che è la collina di Cavriana, che protegge appunto tutto, che crea la struttura della protezione del rifugio.